Seconda corsa, cavalli di 4 anni sul miglio, Chloé Risaia TRGF, Cimabue Jet, Cartier, Chapter S, Calir delle Coste, Caster dei Greppi in prima fila, Cia 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 Sì, Corsaro di Mare, Cash degli Ulivi in seconda, corsa ovviamente riservata ai gentleman, chiusura di gioco che vede Cash degli Ulivi e Caster dei Greppi più appoggiati rispetto a Chloé Risaia TRGF, che è la terza forza in campo. Fase di lancio, rimane un po' discosto Caster dei Greppi, macchina che stacca, data l'incertezza di Calir, mentre per il comando lottano Cartier e Chapter S. Cartier conquista in breve il comando su Chapter S, che cerca di accodarsi in seconda posizione. Non c'è il posto per il momento, perché si era sotto Chloé Risaia TRGF, 200 iniziali che se ne vanno in 15,5. Allora insiste al largo Chapter S, va nuovamente su Cartier e se ne vanno i 400 iniziali con i due alle prese. 31 per i 400 metri, in seconda posizione alla corda rimane Chloé Risaia TRGF e poi Cimabue Jet per corsie esterne. Ancora Corsaro di Mare che ha all'esterno Cash degli Ulivi, ancora Caster dei Greppi invece che segue direttamente Cash degli Ulivi. Intanto se ne sono andati i primi 600 metri di gara con la mossa in terza ruota di Cash degli Ulivi, lo segue ma sbaglia Caster dei Greppi. Così Cash degli Ulivi si porta a ridosso di Cartier quando siamo sulla penultima piegata. Cartier, Giuseppe Leanza in vantaggio con Cash degli Ulivi, Matteo Zaccherini che si impegnano all'esterno. Lungo la corda invece rimane a contatto con Chloé Risaia TRGF e all'esterno c'è anche Corsaro di Mare, chilometro in 1:17,7, 500 alla conclusione. Non riesce Cash degli Ulivi ad avvicinare Cartier, che a 400 dalla conclusione riguadagna una lunghezza abbondante, cala invece Cash degli Ulivi e scatta Corsaro di Mare. Lungo la corda c'è Chloé Risaia TRGF che sposta in anticipo su Corsaro di Mare, metà dell'ultima curva, superato con 3 cavalli a ventaglio, in vantaggio Cartier, si impegna al suo esterno Chloé Risaia TRGF, in terza ruota Corsaro di Mare che scatta a centropista, ultimi 100 metri. 3 cavalli in lotta per la vittoria e nel finale è Chloé Risaia TRGF che ha ragione di precisione di Cartier, mentre al terzo posto finisce ancora Corsaro di Mare, 1:17,3, 31 a chiudere la vittoria per Chloé Risaia TRGF con Francesco Antonio Accorinti in sediolo. Era seguita la femmina di Roberto Gradi, che di spunto è venuta a piegare di precisione nel finale Cartier, che invece era l'estremo outsider e se l'è fatta tutta al comando, rischiando anche di vincere, correndo molto bene. Comunque la vittoria invece per Chloé Risaia TRGF, la prima in carriera, alla 22esima uscita, allievo di Roberto Gradi, della signora Marina Racò.